È sotto sequestro la motrice del camion che nella notte ha travolto e ucciso Saveria Doldo, 42enne di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, nel piazzale della Campagnolo Trasporti di Tezze sul Brenta. La donna, titolare dell'omonima ditta di trasporti calabrese, era entrata con il tir nella proprietà della Campagnolo per caricarlo di materiale. Da una prima ricostruzione pare che, finita l'operazione, l'autista del mezzo, un suo collaboratore di 50 anni, abbia deciso di spostare la motrice senza però avere le autorizzazioni dall'azienda Tedarota. Ed è durante una manovra che, forse per il buio, forse per una manovra errata, forse per un angolo cieco, ha investito la 42enne. Appena resosi conto di quello che era successo, è corso negli uffici dell'azienda a chiedere aiuto. Immediata l'allerta al 118, ma quando i sanitari sono arrivati, per Saveria Doldo non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal, che ora dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro, il quinto dall'inizio del 2026 in Veneto. Ed è molto dura la posizione dei sindacati. Bisogna fare, noi lo diciamo, formazione, prevenzione, ma soprattutto bisogna rispettare le regole, bisogna conoscere le regole, tutto il sistema, dalle aziende ai consulenti, ai medici, cioè le regole ci sono e se le regole fossero applicate certamente i numeri scenderebbero. La frenesia, spesso e volentieri lo stress acquisito e appunto dei turni massacranti possono anche aiutare a far decadere un po' le proprie sicurezze o interne o che sia appunto dovuto dal lavoro stesso. Alla Campagnolo per tutta la giornata è continuato imperterrito il via vai dei mezzi. Intanto sono state sequestrate le immagini delle telecamere della videosorveglianza posizionate nel piazzale della ditta e la procura ha aperto un fascicolo disponendo l'esame autoptico sul corpo dell'imprenditrice. Il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, si è messo in contatto con il collega di Cardeto per portare la vicinanza e il sostegno della comunità per la morte di Saveria Doldo, un'altra vita spezzata sul lavoro. Il dispiacere di questo fatto è grande e quindi la vicinanza mia personale dell'amministrazione di Tezze e credo di interpretare anche la vicinanza di tutta la cittadinanza di Tezze sul Brenta a questa famiglia.